Bentornati e bentrovati a Storie. Stiamo raccontando la filosofia di Parmenide, il più grande filosofo dell'antichità, prima di Socrate, Platone e Aristotele, perché è quello che ha codificato un termine che poi diventerà fondamentale nella filosofia contemporanea e nella filosofia poi di tutte le epoche, l'essere, il tema dell'essere. Parmenide è il primo che parla di una realtà che al di là di ogni cambiamento rimane, sussiste. Infatti per Parmenide l'essere è qualcosa di immutabile, è qualcosa di infinito, l'essere è qualcosa di ingenerato, immutabile, infinito e quindi completo, concluso in se stesso. Non è possibile quindi che l'essere abbia un prima, abbia un dopo, non è possibile che l'essere possa cambiare, non è possibile che l'essere possa aver bisogno di qualcos'altro. L'essere per Parmenide è come una sfera conclusa in se stessa che in qualche modo sorregge e dà origine a tutto, dentro cui c'è tutto. E Parmenide, senza volere, dà origine a tre principi che saranno alla base della filosofia occidentale, la filosofia dell'identità. L'essere è l'essere, A è uguale ad A, quindi non è possibile che A sia uguale a B, A è uguale ad A. Il principio di identità, l'essere, è quell'essere lì. Il principio di non contraddizione, non è possibile che una cosa sia e non sia allo stesso tempo. No, una cosa o è o non è, quindi non ci può essere contraddizione nella realtà. E il principio del terzo escluso, una cosa o è in un modo o è in un altro, non esiste una terza possibilità, o è A o è B, non ci sono altre possibilità. Ecco, potremmo dire che Parmenide introduce nella filosofia occidentale una certa rigidità che in qualche modo nel tentativo di spiegare, di addomesticare la complessità, introdurrà quello che poi Nietzsche dirà essere la protocollizzazione dell'essere, cioè il tentativo di dominare l'essere con delle categorie mentali. L'essere più grande dell'uomo, l'essere più grande della mente umana. Eppure Parmenide non ci sta. Per lui l'essere è completo, finito, concluso in se stesso. Ma la cosa interessante è che i discepoli di Parmenide si adopereranno per far vedere come questo è vero. Parleremo la prossima puntata di Zenone, parleremo del paradosso di Achille e della tartaruga, secondo cui Achille può correre quanto vuole, ma la tartaruga non la raggiungerà mai. Com'è possibile? Ve lo racconto domani, sempre qui, sempre a Storia.